Hai mai a scuola? A scuola. E aiuto! Ciao! Benvenuti o bentornati sul canale di Super Allan. Siamo qui oggi con un nuovo video e come vedete non sono da solo, ma sono con tutti i tifosi del Napoli! C'è anche Sara. Con tutti i bambini, stanno a scuola i bambini. Ragazzi, oggi faremo il primo Hai Mai con tutta questa gente Napoli YouTube. Ho messo un box su Instagram, quindi le domande che andremo a leggere ce le avete consigliate voi. Se volete partecipare ad un prossimo video seguitemi su Instagram, Super Allan 5. Io non lo seguirei, però vabbè. Grazie mister. Ah, volete fare io o no? Aiuto. Prima di cominciare vi chiedo di lasciare tanti bei mi piace, di commentare, Quanti cosa hanno fatto? iscrivervi al canale e non perdiamoci in altre chiacchiere perché sono 15 domande se mi riesce noi a farne stanotte. Allora, sono le 10 del mattino e questo è il settimo video di Super Allan. questo è il primo. Ma quando la domanda è se mi rispondi? Fatti cazzo! Ma tanto tempo. Ma tu il video hai capito che devi fare? Allora, ti ho preso, mi è andato. Tocco un Ja, questa è una cap tocco un dra. Devi mettere sì al contrario, no, is. On e off. Prima domanda. Hai mai esultato per un gol della Juve? Ma chi ha perdato? No, ci stanno alcuni sì. Sì. Tu sì. Perché? A bulletto. Hai esultato proprio? Anche normale. io. Era via bulletto. Io onesto, io tipo in Vabbè, per la bolletta Champions, sì, so che è normale. Questo è un altro infame. Marcatore Vlahovic c'avevo, segno Vlahovic di testa. Quando calcio, è 90 euro. Io sai quando esultai, Giovanni? Quando dovevamo andare in Champions con la Roma e ci fu Roma-Juve. me la ricordo. Ma Facciamo il tifo per la Juve. come se fosse un gol per il Napoli avevi esultato. E te? Io ho insultato. Sì, per ricci. Ok, andiamo avanti. Io ho insultato perché Juve Atletico. Ronaldo, cioè Laura. Se non insulti non sei fan del calcio. Allora fuori dal Napoli YouTube. Ok. Allora, secondo è un grande classico. Hai mai fatto cacca a mare? Proprio nell'acqua, nell'acqua proprio. No, io sinceramente no, ho fatto l'altra cosa, quello sì. Giovanni! Non ci mai cagato a Io mi sono mare. sempre chiesto ma perché alcune cacche galleggiano, alcune no? È perché uno è più grande e uno è più piccolo. Uno è più Ah, sciolto e esatto. uno è più solido. Io invece l'ho presa in mano una cacca a mano. No! Pensavo fosse un sasso. Oh, pure a te da cagato in mano. Però ho cagato in una piscina. Oh! Ho sciordato in una piscina da piccolo. Avevo mangiato tipo 5-6 uova solo della mattina. Mamma mia, Facciamo il giro. Ma tu dove? Che località hai cagato? diciamo che ho cagato un po' cazzapare. Diciamo quando ne va a sciolto, già ci devi stare nel bagno pubblico. E mi hanno detto il culo con il costume. Cioè, non è un Ragazzi, che merda! pure la sorventa, ma. Giustamente la roba che ha fatto si era pulizzata. Passiamo alla terza che è meglio. Hai mai fumato? Anche No. il mio primo sì? No, io. Sì. Bravo Simone. Sì, sì. Sì, Per vedere come funziona, vedere che poi non si Ma chi ha detto di no? Che fa schifo fumare, ragazzi. Hai Chi è che ha messo no? Tu? Io, ragazzi, Fabio? io ho provato No, Fabio no. Grande Fabio, è l'anima candida di Bravo, questa Fabio. squadra. Vero atleta. L'anima pulita. Ma anche io ragazzi, sigarette, Grande Alfredo. io non fumo e vi ricordo di non fumare, fa male alla salute. Altra domanda, e qui sono molto curioso e tutti quanti si volteranno verso un'unica persona. Hai mai cercato di procurarti rigori magari buttandoti in YouTuber League Summer Cup? No, io no. Quale partita, Mirko? Tutte le partite. Vabbè, ci provo ogni tanto. Però la cosa bella è che quella dove mi butto, quella dove mi fanno male veramente, poi non hanno rigore. Questo perché è un pregiudizio che hanno con me. Soprattutto quel bastardo di Omar Amunga. No. Ma scusa, ma se tu fai sempre le figlie, ovvio, è pregiudizio. Antisportivo. Ci vuole il bar. Sì, ma che tu stai quando brucia. Hai mai tradito? Qui penso che si intendano sia in amore che in amicizia. Però io no. Ma no, mo attualmente. No, no. Guarda come ti sta cantando. No, mo.
No, mo. Tu a chi hai tradito? E vai a vedere, dici. Base, no! Amico? Allora, ragazzi, amici non si tradiscono. E vi racconto una cosa, un Vai. vecchio saggio disse: una fidanzata non mi impedirà di trovare una moglie. Aspetta, sono curioso, Brinda, hai messo easy innanzitutto, perché ancora non hai capito il trucco, però in generale raccontaci questa tua avventura. Allora, diciamo che stavo con la mia ex. Devi urlare, coglione! Diciamo che stavo con la mia ex. E la giurata. Come fa? Con chi? Con un'altra ragazza. Sì, e che hai detto all'altra ragazza? Ti amo. Che ci ha detto? Io sono Con Brinda. con la fidanzata di un romano. Ah, quindi Non fatto facciamo bene. Non facciamo no. Basta. Sai, sì, cantano un altro po' piacere. No, non si può dire. No, ma io non so nulla, quindi scendere. Come gli amici non si dicono tutti. Zitto. Va bene, andiamo avanti. Hai mai pensato di lasciare YouTube? Ma questo quando mai è partito? Vabbè, io sì, tuttora a volte vengono delle cavate. Fabio sì, Fabio sì. Fabio, Diciamo che io non ho mai racconta, pensato racconta. neanche di partire, diciamo. Ah. Stava tutto spinto da mio fratello, quindi poco da rispondere. Applauso al fratello di Davide. Chiuso sì, ha scritto. Anzi, quando? Vabbè, pensato, sì. Cioè, tipo quando venga a campo qua, dico, ma che cazzo. Vabbè, comunque si capita nei periodi no, quindi. Poi dico, Andre, vedi Shale Boom e dici se lo fa lui lo posso fare anche io. Bravo. Sì. Allora, qui sono curioso. Qui è una domanda che riguarda più che altro l'amore. Ah, Hai mai detto ti amo senza però pensarlo? E come lo dici se non lo pensi? Fra. Dai, senza sì, è provarlo. capitato da piccolo. Esatto. Che la odiavi in quel momento e ha detto ti amo. No, magari che non lo Ti provi proprio. rabbia. Dovevi farlo. Io no. Io ho detto sì! Ho una storia. Sì. però magari per circostanze quando eravamo un po' più piccolini, capito? Dici, ti amo così. Ti amo, Solo per farlo. ci mettono proprio lì. Ti ho messo sì. Ho messo sì, è capitato da piccolo. Ho detto ti amo, ma non lo pensavo, davvero. Non lo volevo Ho dire. visto tanto la sua Mi è uscito. Dalla storia. Io sì, ne ho approfittato dei suoi soldi. Ma come? Silvestre, dici tutto, Silvestre. Allora, però da piccola, un paio di anni fa mi frequentavo con questa ragazza. Ha detto lei che se non ci mettiamo insieme non me la dà. E quindi ho detto mettiamoci insieme. Ti amo. Poi E te l'ha data. Poi ho fatto la fine di mio padre. Scomparso. No! Non mi ha visto più. Non mi ha visto più. perché se dici sei Ma perché è bello? Mi spiace. Tu sai chi sei. tu sai chi sei. Tu sai chi sei? Tuo padre o la ragazza? Papà, guarda che ti sei perso. Cioè, vabbè, penso Ok, prossima domanda. Questa l'ha fatto un malato. Hai mai più di 5 volte al giorno? Ovvio, se no che lo fai fare. State dietro anni luce che io sto con la febbre 13 volte. Dalla mattina alla sera. Ma ti hanno ricoverato. No, vero. 13 volte va giù. No, è 13, allontanati dalla mia vita. Ma poca freve quando La prima volta. non c'è abbastanza acqua a casa mia per Respirare, dici tu. Non dico altro. Loro lo sanno, loro lo sanno. No, io no. Ma qua 5 volte. Guarda, come ci ricovero Ma veramente. questo è una parte in difficoltà. Allora, ragazzi, prossima. Hai mai a scuola? No, a scuola. No. Sì, la professoressa fosse una bella amica. Non proprio scopato. Tu no. Simone. Tu sì. Cazzo è mai aiutato a scuola? Tu che hai messo? Io no. No. Sai, se tu la scuola. Io non sono mai andato. A scuola nessuno. Forse qualche altro posto. Metti così bene, soprattutto. Giralo. Io non ho mai perché nessuno mi ha mai voluto. Non è vero, Aiu, che sei Era Ma quando va? No, Aiu sta mentendo, io lo so. Andiamo avanti. Hai mai mentito sulla sponsorizzazione di un prodotto che alla fine non era buono? Alfred, No, è molto. ovviamente sì. Al felice mettono tu ne fai. Una volta i siti di crediti, io sponsorizzavo, ma ho scoperto dopo che questi qua truffavano. E ovviamente dopo che avevano truffato ho continuato ancora. Ok, Andrea. Tu Abbiamo no. capito no, io sì, oh. Tu sì. Mi è capitato molte volte in passato, anche adesso. Anche oggi. Hai mai pensato male però a Juve, facite serie pure No, qua, seri. di qualche Leeds? Magari hai pensato male. Pensato male, nel senso che... Tipo, fai un esempio. Oh, pensato male, che Cioè, vuol tipo dire? Che si è fatto tipo, qualche... ti scrivono
No, è in un fratruca. Ah, Senza ok. aspettare così. in maniera negativa. Io so. Esatto, pensate in maniera negativa. No, io no, sinceramente mai. Pure Oh, quando non... solo noi sì. Cioè, tra di voi. Ah, perché ci conosciamo meglio, capito? No, pure è blindato. È per moglie sapere, da te. L'unica A persona che volte non posso ma vedere. tra di noi, capito? C'è anche tipo di Tati, o anche di me stesso, capito? Ah, ok, No, le tu? cose con Harry. Harry, vabbè. Sì, tu? Io con Mirko, ragazzi, Ah, un fratello. No, mamma mia. Tu di che hai pensato male? Omar. Ma perché? Ma non è fucilare, Cioè, quello è... A caso, a caso, l'ha detto a caso. No, ma stanno. Sta sopra? Ma ancora? Oh, pure ci ha detto sì. No, no, adesso no. Ah, oh, Ah, io lo so. Mi ero perso. Vabbè, oltre che di me. No, non è quello che pensi. Il Dici, eh? Vai, dillo. No, non è No, quello devi che dirlo. pensi. Ma quello che pensi è mio padre, non sono io. Ah, è vero, hai ragione. Vabbè, ragazzi, nel periodo in cui non ci siamo frequentati. Vabbè, ci sta. ovvio. sì, ci sta. Ma chi si è cagato su? Ha squagliato campo. Poi picciato nell'erbetta. Allora, prossima. Hai mai baciato una ragazza fidanzata? Sì. Sì. Ma fra, Sì. Posso raccontare una storia? No, comunque posso dire una cosa, quando si tratta di baciare, fare cose, Alfredo Brinata l'ha fatte tutte qua. Ma mai mi sono Ma vuoi dire una verità però, una! Se vuoi c'ho anche le prove. biochimiche! Dico la tua fidanzata. Posso raccontare una storia? Sì. Pensi. Una volta stavo a casa di questa mia amica, non sapevo che era fidanzata, comunque ho fatto cose, capito, lavoro di buco, no? E ho detto io fai cagare, non sai fare niente. Il giorno dopo si era incapata che voleva per forza fare questa cosa. Comunque sono finito nella sua trachea, il giorno dopo stai in discoteca che baciava il suo ragazzo, bravo. No. Vabbè, però non lo sapevi allora. Ma che schifo! Vabbè, Allora. sarà lavate dei. Vai, dici. Dici, un vecchio saggio disse, dici. Un vecchio saggio disse, chi pulisce davanzale di casa sua aspetta visita. Non vi rasate i peli del culo. Io sì, ero piccolo, no? Ma ero piccolo, si superiore. 40 anni, Capivo ero benissimo quello che stavo facendo. E go. Giovanni che si deve sposare. Hai mai pensato? Non lo so. C'è il culo depilato. Io no, bro. No, io ce l'ho pieno di peli. Hai mai pensato di volerti una tua prof? Wow, ma chi è? Wow, te io. Sì, ce l'avevo bella buona. buona. La classica professoressa da piccola con gli occhiali. Educazione fisica. Allora. Formatrice. Non andavo a scuola. No, Andro! Me la sono fatta anche il No! No! Bippa questo nome per piacere! Hai detto l'ombra lussurese. Deve essere dopo scuola! Vabbè, ci sta. Io vai, Alfredo ha detto una cosa perché molto quelle del dopo importante. scuola sono a Mi casa. faceva anche la La vedevi la Ma mattina stai dicendo una cosa vera? No, è uno lo sa. Lo Lo sanno. Gente di Monfalcone. Lo sanno bene. Allora, gente di Monfalcone, commentate se sapete che Alfredo c'è le Non andavo a Ma scuola. volete finire in giugiata aderente? Che poi mi hanno cantato. Vai, vai! Hai mai rubato a casa di un tuo amico? Anche questa sì. Non ci ha rubato. Anche questa sì. Saluto Luca Nerazzurro, mi rubai 2 magliette, quella dello Spezia e quella del Parma. Cioè, Oh sì, carte Yu-Gi-Oh! Ma ci rubato. No, sì, tu a casa di chi? Io quando ero piccolo giochi della Play sicuro e sicuro qualche carta Pokémon. Io sì, le carte di Io Yu-Gi-Oh! ti dico che da piccolo sicuramente qualche pila da casa dei Fius. Poi vabbè, tipo Felpe. A casa degli amici non si ruba solo il cibo. Ma state zitti. Coca-Cola, Ma- merenda. Perché è un vecchio negozi, saggio. pure. No, però tipo poi ci vuole. io Fede tipo, fame, allora rubo a casa le degli felpe, altri. sai, queste cose così con i miei amici. Ah, boh, sì. Ultima domanda? Ultima domanda, ragazzi. Qui voglio sincerità, come in tutte le altre, ovviamente. Hai mai letto il libro di Fuse Gamer? No, perché oggi l'ho ricevuto. Non ancora! Non ancora! No! Aspetta, Andri, tu non l'hai letto, ma almeno l'hai scritto. No. Io no, però. Ma scusa, ma un attimo, ma voi quando scrivete un tema in italiano e dovete consegnarlo alla prof, mica lo rileggete? Sì, no. no. Andrea, No, non faccio manco le no, cose. di errori. Sincero, Vabbè, fai, vedi. mi fa stare legge. Qui si scrive, Non ma facciamo fatica a crederlo. tu nemmeno te lo so leggere. Vai giù. Cioè, manca Ma te lo l'hanno so leggere. scritto. Lo sappiamo, faccio altre cose. Ma era Alfredo molto memoria, A tavola. Allora, quindi, io aiuto. Ciao!